Francesco Polo, direttore della Federazione Nord-Est Credito Cooperativo Italiano. Il mondo delle banche e il mondo dei ragazzi si uniscono in questo connubio che oggi è allo scenario speciale di Cortina per un progetto nel quale voi credete molto. Sì, infatti siamo alla terza edizione di questo progetto che si chiama EduCash On, proprio l'educazione finanziaria del credito cooperativo. Siamo qui oggi in una delle nostre 4 banche, Cortina Banca, che oggi ospita i ragazzi del Calvi di Belluno e sono coinvolti in questo progetto di educazione finanziaria che vede i professori, gli insegnanti, i formatori all'interno delle classi, ma vede poi i ragazzi venire qui in banca, vedere la struttura, conoscere i dipendenti, conoscere i collaboratori, vedere il cavò che per loro è sempre insomma, la cosa che le rimane più impressa come esperienza e quindi conoscere anche il mondo bancario ma soprattutto anche le peculiarità del credito cooperativo. Quindi uno sguardo al futuro dei ragazzi, ma anche al vostro presente, perché di fatto tutte le varie situazioni che si creano all'interno del mondo bancario spesso vengono viste con un occhio non completamente attento, perché si guarda appunto con quello che arriva e non con quello che si vive. Certo, soprattutto i giovani che ora fanno le scuole superiori sono coinvolti in tanti processi, vengono ospitati nelle nostre banche e il fatto di ospitarli è quello di dare anche un messaggio che siccome la nostra base sociale sono dei clienti che poi diventano soci, che poi effettivamente sono i veri proprietari della banca, proprio in questo concetto di società cooperativa quali siamo e quindi ospitare anche questi giovani dà speranza sia al nostro movimento del credito cooperativo che a loro di far parte di una comunità con la quale noi abitiamo quotidianamente. Quanti sono i ragazzi coinvolti in questo progetto? La totalità dei ragazzi coinvolti è di 1500 circa, perché questo progetto lo facciamo insieme alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo. Per quanto riguarda la nostra componente, quest'anno sono 24 classi per un totale di 526 studenti. Il progetto è iniziato nel 2023 con 300 studenti e una decina di classi e quindi anche questo è un motivo di orgoglio che si allarghi sempre di più la platea di studenti che vengono coinvolti in questo progetto di educazione finanziaria.